Super sfida nel girone C di seconda categoria, la gara tra Ravecca e Rivarolesi inizia con questo calcio di punizione di Cavicchioli, il numero 5 ospite trova la parata attenta di Raimi e apre le danze di una gara che prosegue con l'incursione di Scovenna e il tiro muratto di Cotornio, sempre per la formazione allenata da Sorbello. La risposta del Ravecca arriva in chiusura di tempo con Bellinazzi che deve intervenire su una conclusione dalla distanza. La prima immagine della ripresa è l'incursione di Dassereto e il vantaggio al terzo minuto dei padroni di casa, perentorio il tocco del numero 9, palla all'angolino. 20 minuti più tardi su corner da sinistra, padroni di casa raddoppia a centro area, svetta Calautti e realizza la rete che mette in ghiaccio la partita. Al minuto 75 occasionissima per la Rivarolese con Cavicchioli prima Scovenna, poi sul tentativo del numero 7 c'è un intervento falloso e allora lo stesso Simone Cavicchioli dagli 11 metri dà un senso agli ultimi 15 minuti in cui però il forcing degli ospiti scopre la riva ai contropiedi. Su uno di questi va alle stelle il tentativo di Quaglia. Ultima parola alla Rivarolese con questa mischia dalla quale non arriva il gol del pareggio. Vince Ravecca e vola al primo posto insieme al Valsecca.